Buonasera e benvenuti a Sette Sera. Oggi ci dedichiamo interamente all'economia. A dire la verità, oggi andiamo a scuola di finanza proprio qui dal nostro salotto di Sette Sera, perché bisogna cercare di fare chiarezza in questa situazione molto complicata. Infatti i mercati sono in continua trasformazione, in più c'è la crisi economica e per noi famiglie, per noi italiani, per i non addetti ai lavori è molto difficile capire anche semplicemente come riuscire a tutelare i nostri risparmi nel tempo. Allora cercheremo di fare il punto sulla situazione, di capire concetti basi come il bilancio familiare, la gestione del rischio, degli investimenti, ma soprattutto cercheremo di capire come questi concetti vadano soprattutto spiegati ai nostri ragazzi, ai nostri bambini, perché dovete sapere che l'educazione finanziaria è una disciplina che si può insegnare a tutte le età, ma si può partire soprattutto dai piccolissimi. Allora stasera scopriremo tutto questo percorso veramente interessante e divertente insieme a Giovanna Boggio Rubutti, responsabile dei programmi di educazione finanziaria del Consorzio Patti Chiari. Buonasera e benvenuta. Buonasera. E buonasera e benvenuta anche a Emanuela Rinaldi del Dipartimento di Sociologia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Buonasera. Eccoci qua, buonasera. Allora iniziamo subito a fare il punto della situazione. L'ho detto all'inizio, i mercati continuano a mutare costantemente, in più c'è la crisi. Allora noi cittadini cosa possiamo capire? Che cosa sta succedendo ai mercati? Perché cambiano così velocemente? Ci sono nuovi modi anche di accostarsi alla finanza, per esempio con internet? Ci sono e noi devo dire stiamo facendo questo lavoro bellissimo di provare proprio a spiegare in maniera molto semplice, a partire dai bambini ma anche cerchiamo di farlo con i loro genitori, che l'economia non è poi una scienza così triste e non è una scienza così lontana da noi, ma è veramente legata alla nostra vita di tutti i giorni. Quindi da un lato è vero che c'è la crisi, dall'altro è vero che i prodotti economici e finanziari sono molto complicati ma sono anche indispensabili, perché noi adulti lo sappiamo ma anche i bambini imparano presto che delle banche non si può fare a meno, bisogna usare i soldi vanno dematerializzandosi, quindi si usano le monete elettroniche, si usa il web, insomma tutto cambia molto. Allora, come spiegarlo ai piccoli? Perché loro dovranno poi impostare tutta una vita economica, ma come spiegarlo anche ai loro genitori? Ecco, questo è quello che noi definiamo educazione finanziaria, che è una parola che ha dentro moltissime cose, poi Emanuela ce lo spiegherà meglio anche da un punto di vista sociologico. Però il lavoro che noi facciamo è quello di rendere un po' più semplice e soprattutto avvicinarlo alla nostra vita di tutti i giorni, questo insieme di concetti, di nozioni e di servizi che stanno in questo mondo dell'economia. Certo, e allora questo lavoro si chiama Albero dei Soldi, è una campagna molto interessante rivolta ai giovani ma veramente a tutte le età. Allora la approfondiamo tra pochissimo e prima cerchiamo di capire questa importanza dell'educazione finanziaria. Allora a livello sociologico che cosa capiamo noi della necessità di stare al passo con i tempi, di capire quello che sta cambiando? Abbiamo soprattutto la voglia di capire? Ma i ragazzi in particolare hanno questa maggiore voglia di capire perché hanno sviluppato un rapporto con il denaro ambivalente, ovvero da un lato non lo pongono come il valore primo perché ad oggi pensano ad esempio che la famiglia, un lavoro appagante, l'amicizia siano i valori di riferimento. Dall'altro però si sono resi conto che il denaro è diventato un po' la causa di questa crisi finanziaria, ma anche in parte lo strumento per uscirne e quindi stanno sviluppando un interesse maggiore nei confronti dell'economia e della finanza. Io ho diverse mie studentesse che magari studiano scienze della formazione, però chiedono a me, ma prof, ma quindi io devo già occuparmi della mia pensione, se sarò un lavoratore precario cosa devo fare? Quindi un interesse decisamente più accentuato che va colto dalle agenzie che si occupano di educazione finanziaria per dare loro una risposta in termini di conoscenze e competenze finanziarie. Certo, assolutamente. Allora questo interesse è stato assolutamente colto dal Consorzio Patti Chiari che ha messo a punto questo progetto veramente molto interessante. Allora si chiama, l'abbiamo detto, l'albero dei soldi. Perché? Perché i soldi crescono sull'albero, questo insegnate. Da lì siamo partiti come in tante favole. Allora non crescono sugli alberi, però questa è in realtà una campagna di comunicazione che abbiamo fatto per cercare di interessare i genitori a questo argomento, perché abbiamo detto nelle scuole ci sono ormai tantissimi programmi, gli insegnanti vengono sensibilizzati, ma i genitori poi quando si torna a casa danno magari delle informazioni ai ragazzi che sono dissonanti con quello che gli viene spiegato un po' a scuola. Allora abbiamo creato questo albero dei soldi dove invitiamo tutti i genitori, ma anche i ragazzi che hanno voglia, ad andare a postare una fogliolina. Il nostro obiettivo è creare un bosco pieno di alberi con tante foglie dove ci sono tante riflessioni, ragionamenti, dubbi
su come avere un rapporto più corretto con i soldi. Certo, assolutamente, e vorrei farvi capire l'importanza di un progetto del genere citando un'indagine periodica sui bilanci delle famiglie della Banca d'Italia. Allora, è stato riscontrato che ben un terzo della popolazione italiana non sa fare delle operazioni abbastanza complesse come calcolare le variazioni del proprio potere d'acquisto, ma neanche quelle basiche come leggere il proprio conto bancario, l'estratto conto, calcolare il rischio, progettare investimenti. Allora qualcosa va fatto in questo senso, si deve partire assolutamente dal basso, ma quello che ci si chiede subito all'inizio è se c'è l'interesse dei miei figli o dei miei alunni quando si parla di scuole, se io ho anche degli strumenti per dare un po' di input. Poi saranno efficaci questi strumenti? Voglio dire, l'educazione finanziaria è un qualcosa che veramente si può apprendere per bene. Allora c'è qualche cosa che ci dà questa sicurezza, nel senso che se i genitori che sono all'ascolto vogliono iniziare questa avventura e anche gli insegnanti, c'è qualcosa che dà la sicurezza che qualche ragazzo ha già imparato tanto? Sì, sì, i ragazzi sono bravissimi, un po' perché come diceva Emanuela loro sono già molto interessati e anche quando si parla con i più piccoli alle scuole primarie, loro ovviamente sanno già delle cose sul denaro, vedono i genitori che usano i soldi in un certo modo, però quello che ti devo dire è che noi cerchiamo soprattutto di spiegare loro perché bisogna cominciare a familiarizzare. Prima ti dirò anche un'altra cosa, che noi lavoriamo molto per far capire ai bambini e ai ragazzi il valore del denaro inteso come valore etico, quindi la fatica che fanno i loro genitori a guadagnarlo, il rispetto che bisogna avere per questi soldi e quindi cercare anche di essere, dati anche i tempi, un po' sobri, capire la differenza tra il costo di una cosa e il valore di una cosa. Quindi cerchiamo di inquadrarlo in una maniera un po' più ampia del solo, come dire, valore del soldo. Detta questa cosa ti dicevo, purtroppo poi è vero che, scusami, no, tornavo a questo tema, quindi noi lo raccontiamo ai ragazzi come spiegandogli che è un pezzo del loro bagaglio culturale dei cittadini del domani, perché loro, come si diceva prima, da oggi quando escono dalla scuola dopo le superiori devono già cominciare a occuparsi del loro futuro economico, pensare alla previdenza, capire che il risparmio va gestito in maniera consapevole, capire che cos'è un rischio finanziario, capire che si può in qualche modo gestire, perlomeno un pochino prevedere. Quindi tutte queste cose si insegnano e loro le imparano, le recepiscono molto, non solo da un punto di vista nozionistico che è più semplice, ma anche un po' come tendenza poi ad acquisire dei comportamenti più responsabili e più consapevoli, perché poi chiudo, imparare a gestire i propri soldi, occuparsi di educazione finanziaria è un processo che deve essere costante lungo tutta la vita, quindi noi cominciamo a giocare con i bambini e il denaro, ma poi fino a quando saranno adulti loro dovranno continuare ad aggiornarsi. Esatto, esattamente, ma vediamo a livello sociologico come cambia la percezione anche, parliamo dei più piccoli per iniziare, allora che percezione c'è all'inizio, qual è quella comune di un bimbo che proprio di economia ovviamente non ne sa niente, un bimbo che magari non ha mai sentito la sua mamma parlargli di soldi, se poi invece si passa ad una fase di educazione finanziaria, come cambia la percezione e il rapporto con i soldi e tutta l'economia? Allora, se pensiamo bene alla vita dei bambini, possiamo innanzitutto dire che in realtà i bambini socializzano col denaro ben prima che con la scuola, perché vengono esposti a delle azioni, banalmente andare al supermercato e pagare, quindi vedono le monete, molto prima che entrare in un contesto come quello scolastico. Rispetto invece a questi progetti che avvicinano in modo più esplicito i bambini all'economia, sono stati fatti diverse ricerche anche con un disegno sperimentale, vuoi con l'Università Cattolica, vuoi anche da altre associazioni, che cercano di monitorare l'effetto dell'esposizione a un progetto di educazione finanziaria nei confronti dei bambini. E allora possiamo vedere che avvengono dei cambiamenti su due livelli. In primo luogo i bambini iniziano ad avere una visione più consapevole, più articolata dell'economia e quindi la fonte da cui arriva il denaro, quindi non solo il lavoro dei genitori, però può anche essere magari lo Stato che eroga del denaro attraverso alcune funzioni o anche, perché no, la beneficenza, perché i bambini sanno anche che in realtà il denaro può provenire dalla beneficenza o può essere dato come beneficenza e quindi in secondo luogo un atteggiamento nei confronti del denaro che diventa meno emotivo ma più razionale, quindi si sgretola un po' il tabù che c'è ancora intorno alla questione economica, non dire quanto guadagna il tuo papà, non dire quanti soldini metti da parte, ma cercare di avere un atteggiamento più razionale e consapevole.
piacevole. Assolutamente, quindi è questo il percorso da fare, da intraprendere. Allora adesso vediamo un pochino di pubblicità, però rimanete con me perché scopriamo quali sono gli strumenti adatti per insegnare l'economia finanziaria, l'educazione finanziaria ad ogni età, perché c'è uno strumento per ogni età, pensate dai 5 anni fino alla nostra età, a tra pochissimo.